Ufficialmente è partita il 10, però nel Veneto si parte dopo Ferragosto, in alcune aree d'Italia si è già partiti. Invece qui nel Veneto si parte a ridosso di Ferragosto, già la settimana del 17 si parte con le prime uve, il Pinot Nero, Chardonnay, ovvero le uve per le basi spumanti. Poi via via bisognerà attendere qualche giorno per partire con tutte le altre, per capirsi la glera, che è quella del Prosecco, quella più attesa, si andrà verso il 10 di settembre, ma si andrà avanti fino a tutto settembre, i primi di ottobre, per chiudere con il Raboso, per capirsi, no? Con i vini rossi. Cosa è successo quest'anno? Che come a differenza dello scorso anno, che è piovuto molto e quindi la vendemmia è stata anticipata perché le uve si guastavano in vigneto, quest'anno invece c'è il tempo di lasciarle lì tranquille, nel senso che queste giornate di caldo, di sole, consentono ai viticoltori di attendere la giusta maturazione, quindi la curva di maturazione perfetta nel vigneto. Certo che tutte queste giornate di caldo, perché si parlava proprio in sala in questo momento di queste ondate di calore superiori ai 3 giorni, con punte che sono durate diversi giorni consecutivi, oltre 34 gradi nel pomeriggio, hanno comportato, soprattutto nei vigneti non serviti da impianti irrigui, anche un certo stress alla pianta, no? Per cui è chiaro che in questo momento servirebbe una pioggia delicata. Si parla anche di punte superiori, anche del 15%, per esempio nel Veronese, che ricordiamo che il Veronese e la Marca Trevigiana assieme fanno oltre i 3/4 della produzione complessiva della regione Veneto. Anche la provincia di Treviso con la glera che copre, ricordiamo, i bianchi nella provincia di Treviso coprono l'83% della superficie. La produzione è in aumento mediamente, ma è in aumento in particolare sullo scorso anno, con punte che arrivano addirittura, per esempio, alla provincia di Vicenza anche al 50%. Sicuramente i rossi stanno raccogliendo, si stanno arricchendo di zuccheri, quindi potrebbero essere dei rossi molto interessanti, però chi produce bianco dice la stessa cosa, nel senso che l'acidità è in equilibrio, per cui potremmo, incrociamo le dita, ma potremmo andare incontro davvero a una vendemmia molto interessante.